tanto fermento, tanto movimento, tanti palloni che volano, e quindi sta andando bene, un grandissimo numero di ragazzi, un gran caldo, quindi dai, spesso siamo costretti a fermarli per farli bene, logicamente, per non rischiare l'incolumità di nessuno, però dai, sta andando molto bene, direi. Onestamente non lo so, diciamo che mi affido molto ai miei collaboratori, cerco di rubare con gli occhi anche qualche segreto dal loro bagaglio tecnico. Io diciamo che sono più un supervisore, un tuttofare, mettiamola così, quando serve. Logicamente mi butto anche in mezzo al campo, perché stare in mezzo ai ragazzi e alle ragazze di queste giovani generazioni credo che sia doveroso, per tutto quello che mi ha dato la pallavolo, per quello che mi ha insegnato, e cerchiamo un pochettino di trasmettere tutta questa nostra esperienza accumulata negli anni. L'idea è nata, mi ricollego un pochettino al finale della risposta precedente, perché ecco, abbiamo passato tantissimi anni in mezzo ai campi, girando i palazzetti di tutto il mondo, essendo stati allenati da fior di tecnici, avendo vissuto diverse esperienze anche con le nazionali, e quindi cerchiamo un pochettino di raccontare la nostra vita ai ragazzi più giovani, cercando di indicargli un pochettino la retta via. Adesso esagero facendo finta di essere il messia, però cerchiamo un pochettino di instradarli in questo nuovo mondo, che è un mondo bellissimo della pallavolo, visto che ci teniamo tantissimo a questo sport, e soprattutto nel cercare di trasmettere alle generazioni più giovani il valore dello sport, il valore del gioco di squadra e tutto ciò che ne consegue. Per me la pallavolo è vita, è stata tutta la mia vita, lo è tuttora, finché non smetterò di giocare, spero ancora tra molti lunghissimi anni, anche se l'età comincia ad avanzare, e quindi niente, la pallavolo mi ha insegnato tutto, mi ha fatto conoscere tantissimi amici, mi ha fatto conoscere anche parzialmente mia moglie, anche se l'ho conosciuta su un campo da beach volley inizialmente, e quindi tutto. Beh, la pallavolo, come ogni sport, cambia drasticamente di anno in anno. Penso che l'evoluzione fisica che stiamo vivendo è veramente molto, molto intensa e molto potente, soprattutto dal punto di vista del maschile e anche e soprattutto dal punto di vista del femminile. Lo abbiamo visto seguendo comunque le grandi competizioni internazionali, ci vediamo sempre più giocatrici complete, grandi, alte e prestanti fisicamente, quindi direi che stiamo andando più verso un'era dove la preponderanza fisica, diciamo, che bypassa un pochettino la tecnica, cosa che invece magari negli anni 90, 2000, 2010 ancora l'equilibrio era un po' di più sulla parte tecnica. Mi hanno raccontato che ci sono tantissimi ragazzi e tantissime ragazze che praticano pallavolo, soprattutto qua nella zona di Cagliari, e purtroppo ne parlavo un pochettino prima con Iolia Ruzzini, che è qui con noi a darci una mano, che lei forse è una delle poche libere sarde che è arrivata in nazionale, e quindi parlavamo un pochettino di forse si dovrebbe un pochettino specializzare il lavoro soprattutto sulle ragazze, quelle un po' più bassine, visto che anche lei mi diceva non è che vengono fuori tutti stivatuzzi dalla terra sarda, però vengono fuori gente col carattere tignoso, con voglia di lavorare, con voglia di farsi il culo, passatemi il termine, quindi questa cosa va preservata e va cercata di portare in alto. Beh, lo sport a livello universitario sicuramente è una grande possibilità per i ragazzi di coniugare comunque la parte di studio con la parte sportiva. Diciamo che l'ideale secondo me sarebbe riuscire a raggiungere un pochettino il livello come nei college americani, però è un po' un discorso logicamente utopistico, visto che parliamo di Italia e Stati Uniti, di due cose assolutamente diverse, però ecco sì, le competizioni anche dal punto di vista universitario accomunano molto e fanno nascere dei bei legami assolutamente. Onestamente non ne ho mai avuto uno, ci sono tanti giocatori, tanti sportivi che ho ammirato, che ho anche avuto la possibilità di conoscere. Forse uno su tutti, se dovessi scegliere, Phelps. Vabbè, quella famosa della semifinale di Rio 2016, quella lì è stata un pochettino quella che ha balzato un po' gli occhi di tutti. Ce ne sono state tante di belle partite che ho fatto, che potrebbero aver dato
potenzialmente anche più di quella partita, però la copertura mediatica della pallavolo non è che va proprio così alla grande. Quella è stata l'occasione in cui logicamente le Olimpiadi vengono seguite da tutti, dalla stragrande maggioranza delle persone, quindi un pochettino quella cosa è balzata un po' gli occhi. Ma ce ne sono stati tanti di punti belli. I punti finali con cui si chiudono le partite sono sempre quelli più belli. Mi viene in mente l'ultimo punto del primo scudetto di Perugia nel lontano 2018, se non sbaglio, e quindi però dai, speriamo che ne arrivino altri, mettiamola così. Bello, quando riesco a scappare, molte rarissime volte, però ecco, quando spesso anche con la famiglia veniamo qua, magari giriamo un pochettino, soprattutto la parte del sud, e del nord ancora conosciamo poco, quindi magari speriamo di avere più tempo possibile per poterla girare. Beh, indossare la maglia azzurra è sempre stato per me un orgoglio e rappresentare il mio paese, sapere che magari ci sono tante persone che non sono riuscite ad arrivare in nazionale, che non hanno magari la possibilità neanche di provarci perché magari si mettono prima, perché magari si mettono a studiare, perché magari non arrivano, e quindi rappresentare tutto un intero movimento pallavolistico, questa cosa mi riempie di orgoglio e credo che mi abbia sempre fatto rendere il massimo, e quindi è stata sicuramente una bellissima avventura fino al 2022. Il consiglio che posso dare alle generazioni più giovani è uno sport bellissimo, è uno sport di squadra dove si cresce non soltanto tecnicamente ma anche dal punto di vista umano, di relazioni interpersonali, di comunicazione, e quindi è assolutamente una grande possibilità di crescita per diventare grandi piccoli uomini o grandi piccole donne. Un grande abbraccio a tutti quanti del Cus Cagliari, mi raccomando, fate i bravi, buona estate, buon caldo, sto stimando, un abbraccio a tutti.